Come eravamo 50 anni fa, era il 1968, anno della legge istitutiva dell'Università della Calabria, immagini in bianco e nero di una regione diversa, tanto diversa da oggi, una terra che con l'Ateneo ha compiuto il salto nel futuro. Tanti figli di contadini hanno studiato laureandosi, tanti padri hanno visto i figli dottori realizzando un sogno, l'unica l'ascensore sociale di una Calabria che ha compreso il valore dell'istituzione culturale. Lo dimostrano i numeri: 55.000 i laureati complessivamente, 100.000 gli iscritti. La storia non va dimenticata, come non vanno dimenticati gli uomini che hanno creduto nell'opportunità, anche se venivano dal nord, come Beniamino Andreatta, primo rettore dell'Ateneo. Nelle celebrazioni che hanno ricordato la legge istitutiva promosse dall'Associazione Amici dell'Università della Calabria si è sottolineata l'attualità della norma. È stata straordinaria la lungimiranza delle intuizioni che hanno fatto nascere il campus, l'università, la residenzialità, il legame col territorio, il fatto che fosse ambientalmente compatibile, il fatto che fosse autosufficiente energeticamente. Se le mettiamo tutte insieme sono intuizioni straordinarie. Pensare 50 anni fa, oggi l'apertura internazionale credo che sia veramente stato un grande dono. Una rivoluzione per l'assessore regionale, quella compiuta dall'Unical sul territorio. Mi viene in mente il legame tra il 68, momento della rivoluzione pacifica in Italia, e la rivoluzione culturale che ha creato nella nostra Calabria la nascita dell'università. L'università è nata perché c'è stato qualcuno dopo, a cominciare appunto da Andreatta, che ha creduto nello schema, nel modello e l'ha portato avanti. Attualmente la cittadella di Arcavacata conta 30.000 studenti. L'università si impone sul nazionale, un patrimonio che i ragazzi sentono proprio e che narrano con i contest su Instagram, proiettando immagini e immaginazione e provando a disegnare l'Unical dei prossimi decenni, quando cioè compirà il secolo di vita.